certo. Assessore Razza, oggi qui a Bivona per una visita al poliambulatorio perché in atto ci sono dei progetti relativamente al PNR, se ci anticipa qualcosa. Abbiamo fatto un grande lavoro, devo dire anche intenso. La nostra regione, con la firma tra il presidente Musumeci e il ministro Speranza, ha rispettato i tempi del PNRR e mi fa molto piacere, ha acquisito finanziamenti importanti. Abbiamo fatto un grande lavoro anche assieme alla Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. Il governo e l'Assemblea hanno lavorato pacificamente insieme. Oggi dobbiamo realizzare quello che è stato deciso di realizzare, programmato, che dovrà vedere la luce secondo i tempi del PNRR entro il 2026, ma una struttura come questa, la speranza è che possa arrivare anche prima. Una struttura importante considerando anche la marginalità del territorio montano di Bivona. Ma è una marginalità che è la ragione principale di una presenza anche in provincia di Agrigento di un numero superiore di interventi rispetto alle altre province. Dove è più difficile arrivare, la sanità deve fare uno sforzo in più. Accanto a questo poi c'è la grande questione dei professionisti, perché non basterà costruire e realizzare delle scatole, ma l'importante è che non restino scatole vuote, e a questo si sta pensando anche con il Ministero, con delle azioni di reclutamento più intenso, con un maggiore numero di borse di specializzazione, e io spero anche con l'utilizzazione di tanti dei professionisti che si sono formati durante la pandemia. Onorevole Savarino, oggi una visita qui a Bivona al poliambulatorio per futuri progetti da inserire la struttura nel PNRR. Noi li abbiamo già inseriti, abbiamo fatto un lavoro importante, per cui qui a Bivona c'era un impegno dell'assessore che è stato mantenuto, non solo di fare la casa di comunità, che sarebbe un poliambulatorio H24, ma anche un ospedale di comunità, visto l'area disagiata e l'area interna. Peraltro sul PNRR abbiamo fatto un lavoro importante. Con l'assessore, con la commissione siamo riusciti a inserire in più altre realtà come per esempio Cammarata, evitando di fare una guerra tra comuni ma cercando di dare risposte ai vari territori. Bivona ha avuto risposte importanti e ora siamo nella fase ulteriore. Questo riconoscimento già lo abbiamo ottenuto, che è quella di riqualificare gli immobili per poi appunto avere i servizi sanitari che questo territorio merita. Oggi da parte dell'assessore Razza e della Presidente della Commissione Ambiente Savarino qui al poliambulatorio di Bivona per dei progetti futuri che alleveranno il territorio anche dalla sua marginalità. Sì, abbiamo avuto degli importanti riscontri da parte del governo regionale, soprattutto sui fondi del PNRR. Ci hanno destinato la casa di comunità e l'ospedale di comunità. Oggi stiamo facendo dei sopralluoghi con l'assessore, con il presidente Savarino e anche con il direttore sanitario dell'ASP Mancuso per capire quali sono i locali più idonei per cercare di ospitare queste due strutture fondamentali per il nostro territorio, che è stato abbandonato da tantissimi anni. Non ci sono interventi importanti né sull'emergenza né sul potenziamento delle strutture sanitarie. Quindi oggi mi sento di ringraziare il governo regionale per questa importante risposta in un territorio marginale, in un territorio che vive uno spopolamento forte e che soprattutto ha grandi difficoltà sulla viabilità ad arrivare nei centri ospedalieri più vicini.